Nel contesto dell'immensa giornata di sport, con il grande pianeta della dirigenza veneta che si è incontrata al Plaza Crown Hotel di Limena a Padova, si è svolta nel pomeriggio anche la suggestiva cerimonia della premiazione degli atleti partecipanti al trofeo CONI nazionali, ovvero la mini Olimpiadi italiana, che si è svolta a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine lo scorso settembre, in cui il Veneto è risultato vincitore tra tutte le regioni partecipanti. Premiazione alla quale ha presenziato anche l'assessore allo sport del Veneto, Cristiano Corazzati. Grazie a voi tutti ragazzi, perché quella che è l'esperienza che si è fatta, che fa onore allo sport veneto e trova le sue radici, la sua forza in voi ragazzi e in tutto il movimento che partendo dalla periferia, dal volontariato, arriva ad organizzare questi eventi. Io voglio sapere che è la cosa più importante, ma alla fine vi siete divertiti? E allora questa è la cosa importante, perché fare lo sport alla vostra età è un momento di condivisione, un momento di legami, di amicizia, è un qualcosa che aiuta a crescere, che aiuta a capire quali sono dei valori importanti, che sono quelli che vi serviranno tutta la vita. E quindi è per questo che noi come istituzione, come regione, dobbiamo dare una mano a chi si occupa di sport, a chi vuole fare lo sport, ma soprattutto a chi vuole far fare lo sport ai nostri ragazzi. In questo vi saremo vicini. Grazie a tutti, un saluto da parte mia della regione. Al trofeo CONI nazionale in Friuli hanno partecipato 20 federazioni venete, 5 discipline sportive, 43 associazioni in 46 specialità con 213 giovani under 14 e 27 allenatori. Questi i risultati dei piazzamenti. Al primo posto la Bocciofila di Noventa di Piave, mentre il centro sportivo italiano FIAM di Vicenza si è imposto nell'atletico. La SD Fonzaso di Belluno è salito sul podio nell'orientamento. La SD Tamburello di Cavalcaselle di Castelnuovo del Garda e l'associazione Negarine di San Pietro in Cariano per il Palatamburello. Per la kickboxing si è fermato lo Zen Shin Mareno di Piave e la SD Euro Kickboxing di Chioggia e la SD Auxe di Treviso. È stata una bella festa per i ragazzi che sono il nostro futuro e che ci danno delle grosse soddisfazioni per quanto riguarda appunto lo sport nel Veneto. Oggi è venuto fuori un messaggio, diciamo, molto positivo da un lato perché è stata approvata la legge, ma si devono fare dei regolamenti attuativi che sono poi il fondamento di sempre della legge, quindi a livello regionale ci deve essere questo impegno. Noi come CONI saremo vicini, siamo disponibili a qualsiasi incontro per migliorare questa legge che, ricordo, ha superato una legge del 92. Al secondo posto alle gare nazionali del trofeo CONI si sono imposte la scuderia ACI Piave Gioli, la SD Treviso per la pallamano, l'Handball MT Gruppo di Torri di Quartesolo, la SD Guerriere di Malo di Vicenza. Per l'hockey si sono affermate la formazione parrocchiale di San Giorgio di Casale di Scodosi a Padova e il CUS Padova. Per l'hockey pattinaggio invece si sono classificate seconde il pattinaggio San Donatesi di San Donato di Piave, l'associazione Azzurra pattinaggio corse di Tre Basilicche Padova. Per gli scacchi invece il circolo scacchi ASD Beniamino Vergani di Montebelluna Treviso. Al terzo posto si sono piazzati invece nella dama il CD Mestre Fulvio Campanati e la SD Energia Fitness Club di Masera di Treviso. Per lo squash il club Pegaso di Vicenza, mentre per le arti marziali il Santa Bona di Treviso. Per la scherma le lame trevigiane della SD Treviso, il circolo della scherma di Montebelluna, il circolo di Castelfranco Veneto, la fondazione Marcantonio Bentegodi Polisportiva di Verona. Per l'arco gli arcieri del Piave di Sospirolo, gli arcieri Sagittario del Veneto di Padova. Nel triathlon la SD Fumane di Verona, il Cicla Ultralight di Vittorio Veneto, la Padova Nuoto e Triathlon di Padova, il Triathlon Rarinantes di Marostica. Poi tutti insieme per la foto finale con un nutrito gruppo ed una madrina d'eccezione, Gabriela Dorio, ovvero la medaglia d'oro nell'atletica alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984. Nei 1500 metri ha concluso in bellezza la giornata di sport.